Buongiorno, ben ritrovati. Stavamo affrontando l'etica nicomachea e ci stavamo concentrando in particolare sulla virtù. Abbiamo detto che la virtù si articola in una definizione composta di tre parti, fondamentalmente. La virtù è uno stato abituale in virtù del quale il soggetto individua tramite la retta ragione il giusto mezzo e lo sceglie. Abbiamo già analizzato le prime due parti, oggi ci soffermiamo sulla terza, e cioè sulla scelta. Che cos'è la scelta? Secondo Aristotele, la scelta è un atto di volontà legato alla ragione. Un atto di volontà legato alla ragione, cioè un individuo utilizza la ragione per individuare il giusto mezzo nel compiere un'azione. Giusto mezzo significa non essere né temerari né vigliacchi, né avari né troppo liberali. Quindi la ragione deve individuare il giusto mezzo, la giusta misura nel fare le cose, in quel famoso segmento metaforico, no, di cui parlavamo la scorsa volta, ma una volta che la ragione è riuscita a individuare il giusto mezzo nella singola situazione concreta, poi la volontà deve anche scegliere di agire secondo quel giusto mezzo, perché in linea teorica io potrei razionalmente individuare il giusto mezzo, ma poi scegliere apposta uno degli estremi. Per cui è importante che la ragione faccia la sua parte e la volontà faccia la propria. Infatti, come la definisce Aristotele, vedete la scelta. La scelta è un agire, volontà, azione, consapevolmente, essendo consapevoli di imboccare il giusto mezzo. Oppure, la scelta è un pensiero desiderativo. Penso il giusto mezzo, riesco a individuarlo e lo desidero, voglio attuarlo, voglio seguirlo. Desiderio, volontà. Ecco, attenzione che se noi agiamo in base alla spinta delle passioni, non so, in base alle inclinazioni corporei, in base all'irascibilità, in base a qualsiasi tipo di temperamento proveniente dal corpo, noi non stiamo operando una scelta, agiamo sulle basi di passioni, di inclinazioni corporee. La scelta presuppone l'utilizzo della razionalità e della volontà. Agire sulla base degli istinti corporei significa certo agire, ma non scegliere. Oppure ancora, se noi agiamo, se noi siamo, diciamo, attuamo un comportamento particolarmente generoso, potrebbe sembrare esteriormente un comportamento virtuoso. La generosità è una virtù. Oppure se noi ci mostriamo particolarmente coraggiosi, dall'esterno potrebbe sembrare una virtù e tuttavia potrebbe non essere una virtù, perché, come dicevo nelle scorse volte, se per indole naturale noi siamo piuttosto coraggiosi, se per indole naturale noi siamo piuttosto generosi, cioè se noi nasciamo con un'indole, con un'inclinazione che già è votata per il giusto mezzo, è chiaro che noi agendo in maniera spontanea, naturale per così dire, tendiamo ad adottare un atteggiamento che dall'esterno può sembrare virtuoso. Ma non è così, perché se io sono generoso per natura, per spontaneità, non posso dirmi virtuoso, perché virtuoso è colui che è consapevole delle diverse alternative, cioè di quel famoso segmento che ha due estremi e ha un giusto mezzo, e virtuoso è colui che oltre ad essere consapevole di questa cosa sceglie il giusto mezzo consapevolmente escludendo gli estremi. Per cui non basta l'inclinazione naturale per essere virtuosi, ma semmai quell'inclinazione naturale deve essere assunta dalla ragione e quindi razionalizzata e scelta con un atto di volontà. Allora sì che un'inclinazione naturale può anche diventare virtuosa. Chiaro che dall'esterno è impossibile accorgersene,
Però facendo una riflessione più introspettiva io posso sapere se agisco spontaneamente e allora non sono virtuoso, anche se agisco bene, oppure se agisco virtuosamente, assumendo, ripeto, un'inclinazione naturale, razionalizzandola, diventando consapevole che quel comportamento non è l'unico possibile, ma scegliendolo apposta, volendolo attuare appositamente. Ecco, il campo della scelta non è illimitato, cioè noi possiamo scegliere all'interno di una sfera circoscritta di azioni, non possiamo scegliere su qualsiasi cosa. Per esempio, dice Aristotele, noi non possiamo scegliere nulla su quelle cose che capitano a caso. E fa l'esempio, non posso scegliere purtroppo di trovare un tesoro, ovviamente posso desiderare sì di trovare un tesoro, ma non posso scegliere. Se lo trovo per caso, evidentemente. Oppure certo posso anche mettermi alla ricerca eccetera eccetera, ma nell'esempio di Aristotele, che ne so, vado in spiaggia per fare un castello di sabbia con mio figlio, d'accordo, e fatalità, trovo un tesoretto. Ecco, non posso scegliere di trovarlo, lo trovo per caso. Cioè su tutte quelle cose che capitano per caso, senza entrare adesso nella nozione del termine caso, su tutte quelle cose io non ho nessuna possibilità di scelta. Se capitano bene e se no, tanto non dipende da me. Ma all'opposto, attenzione, all'estremo opposto, non posso nemmeno scegliere sulle cose che sono o assolutamente necessarie o assolutamente impossibili. Cioè io non posso scegliere che il rapporto tra la diagonale e il lato sia una grandezza incommensurabile, radice di 2. Non posso sceglierlo, è così, non c'è niente da fare, cioè è necessario. Necessario significa è così e non può essere altrimenti. È così e deve essere così. Non posso scegliere sulle leggi di natura, non posso scegliere che ci sia o non ci sia la forza di gravità. È così, è un dato di fatto, non ho possibilità di cambiare le cose. Oppure non posso scegliere, un altro esempio di Aristotele, sull'immortalità. Non posso scegliere di essere immortale, sono mortale, è un dato di fatto. Ecco, per cui su tutte le cose che sono necessarie non si può scegliere. Ovviamente non si può neanche scegliere sulle cose che sono impossibili e quindi io non posso scegliere che un cerchio abbia 4 lati, è impossibile per logica interna. Per cui da un lato non posso scegliere nulla sulle cose che capitano per caso, dall'altro lato non posso scegliere nulla sulle cose che sono o necessarie o impossibili. Ma allora su che cos'è che posso scegliere? Posso scegliere su tutta quell'ampia sfera delle cose che sono contingenti. Noi possiamo deliberare, cioè scegliere, sulle cose contingenti. Contingente è ciò che è, ma che potrebbe essere altrimenti. Oppure contingente è ciò che è, ma che potrebbe non essere. Contingente è ciò che ha un qualcosa di indeterminato. Attenzione, il caso è totalmente indeterminato. La necessità o l'impossibilità è totalmente determinata. La sfera della contingenza, per così dire, sta nel mezzo. Nel contingente c'è un qualcosa di indeterminato. Esempio, il soffitto è bianco. È necessario che sia bianco? No, potrebbe anche essere blu. Quindi il fatto che sia bianco è contingente. È bianco, ma potrebbe essere altrimenti blu. Oppure, io ho ho una moto. È necessario avere una moto? No, è contingente. Ho la moto, ma potrei anche non averla. Il fatto che la scelta si eserciti su questo campo della contingenza apre quella sfera meravigliosa, in campo etico, che si chiama responsabilità.
cioè la contingenza della nostra scelta è la condizione affinché noi possiamo esercitare la nostra responsabilità. E siamo qui al punto terzo per non perderci nei discorsi. E il termine greco per dire responsabile è stupendo, perché è, lo vedete lì, aitios, che contiene la stessa radice di causa. Aitios è responsabile, aitia è causa. E questo legame etimologico tra l'aggettivo responsabile e il sostantivo causa non è affatto casuale, anzi, perché? Perché responsabile è colui che è causa delle proprie azioni. Per cui il concetto di responsabilità va di pari passo col concetto di causa, evidentemente. Detto in altri termini, la scelta, abbiamo detto, si esercita su oggetti contingenti che potrebbero essere, come no, potrebbero essere come potrebbero essere altrimenti. Se gli oggetti contingenti sono, piuttosto che non essere o piuttosto che essere altrimenti, sono in quel modo lì perché io, soggetto, sono la causa del loro essere e quindi io, soggetto, sono responsabile del loro essere. Facciamo due esempi, uno più banale e uno più serio. Il mio soffitto è bianco. Che il soffitto sia bianco è contingente. Perché è bianco piuttosto che blu? Deve esserci una causa, se è bianco e non blu. Certo, la causa sono io, padrone, io e la mia volontà. Io padrone di casa che ho scelto il bianco piuttosto che il blu. E nel momento in cui io sono la causa dell'essere o del non essere del soffitto, dell'essere bianco o del non essere bianco del soffitto, io sono responsabile dell'effetto, cioè del fatto che il soffitto sia bianco. Se il bianco non andasse bene, non posso dire è colpa sua, è colpa di quell'altro, è colpa di mio nonno. No, perché se ho scelto io sono la causa dell'essere bianco del soffitto, io sono responsabile. Se l'effetto è buono, in quanto responsabile, io ne avrò del merito. Se l'effetto non è buono, io in quanto responsabile ne assumerò una colpa, un demerito. Facciamo un altro esempio più serio. Un giudice che deve giudicare se un imputato è innocente o colpevole. Facciamo finta che, lo sappiamo noi, l'imputato sia innocente, ok? Ecco, il giudice deve scegliere colpevole o innocente. Ecco, quell'attribuzione di status è contingente. Il giudice potrebbe scegliere innocente, ma potrebbe anche essere colpevole, o viceversa, no? Cioè può scegliere una cosa o l'altra, il giudice. Ecco, il giudice è responsabile, siccome è lui la causa del verdetto, innocente o colpevole, la responsabilità cadrà sul giudice. E se il verdetto del giudice corrisponde alla verità, il giudice avrà un merito in quanto responsabile, altrimenti avrà un demerito. Ci siamo? Perché, ripeto, le cose contingenti potrebbero essere come no, se sono in un certo modo, soffitto bianco piuttosto che imputato innocente, è perché qualcuno ha causato quell'effetto. Quel qualcuno che ha causato l'effetto è responsabile delle proprie azioni. Ecco perché in greco è straordinaria questa relazione etimologica tra il termine responsabile, aitios, e il termine causa, che è aitia. E ancora possiamo fare un'ultima riflessione, che è questa, no? E cioè, posto che sono io padrone di casa che decido che il soffitto deve essere bianco, posto che sono io giudice che decido che l'imputato è innocente e non colpevole, potrei ancora domandarmi, ma la mia scelta di padrone di casa e di giudice da cosa dipende? Risposta di Aristotele, lo vedete nella slide: la mia scelta dipende da me.
L'uomo, sentite che belle queste parole di Aristotele, l'uomo è principio, attenzione che il termine principio è un termine ontologicamente forte, perché è arché, ok? Quindi proprio principio primo, l'uomo è principio delle sue azioni. Cioè, se sono io a scegliere che il soffitto è bianco, quella scelta dipende esclusivamente da me, non posso rimandare la responsabilità a qualcun altro, perché nessun altro è principio di causalità su quel soffitto bianco. La causa sono interamente io, perché io sono principio delle mie azioni, quindi l'effetto soffitto bianco dipende interamente da me e quindi la responsabilità è interamente mia. Vedete ancora cosa dice Aristotele, anche qui sono delle espressioni molto succinte ma molto significative. Che cos'è la libertà? Io sono libero di scegliere, no? La libertà è il termine primo dal quale i movimenti derivano. Se il soffitto è bianco è perché in ultima analisi la causa prima da cui tutto il resto deriva è la mia scelta libera, di cui sono responsabile. Ovvio che se io avessi optato per il soffitto bianco perché qualcun altro mi avrebbe obbligato a farlo, se l'obbligo avesse completamente determinato la mia volontà, allora io non sarei più causa prima del colore bianco del soffitto, ma sarei uno degli effetti intermedi che hanno portato il soffitto ad essere bianco, per cui la responsabilità ultima ricadrebbe non su di me, ma su colui che mi ha obbligato a fare il soffitto bianco. Ma nel momento in cui, nella misura in cui io sono libero e quindi responsabile delle mie azioni, l'effetto bianco del soffitto è una contingenza che dipende da me. Per cui quando io sono libero e responsabile delle mie azioni, io sono, vedete quello che dice Aristotele, padrone dell'essere e del non essere. Anche questa è una definizione bellissima. La libertà è essere padroni dell'essere e del non essere. Io sono padrone di fare il soffitto bianco o blu o di qualsiasi altro colore. Se sono padrone di questo, cioè se non devo rendere conto a nessun altro perché la scelta dipende da me, io sono assolutamente libero. E in quanto assolutamente libero io sono causa prima arché del colore del soffitto e in quanto causa prima arché del colore del soffitto io sono anche totalmente responsabile. Ora capite che il colore del soffitto non ha nessun valore etico, però capite che in qualsiasi altra situazione, il giudice che deve decidere piuttosto che mille altre situazioni, le mie scelte possono essere migliori o peggiori e io, nella misura in cui sono libero, devo anche riconoscermi responsabile. In virtù di questa riflessione, la virtù è, scusate il gioco di parole, sulla base di questa riflessione, e cioè che la virtù è, tra le altre cose, anche una scelta razionale e voluta, che apre la strada per la responsabilità individuale, Aristotele distingue anche diverse tipologie di azioni, nelle quali il coinvolgimento responsabile del soggetto può essere maggiore o minore. Non è che quando noi agiamo o siamo necessariamente o totalmente responsabili di ciò che facciamo o totalmente non responsabili. C'è una gradualità intermedia. A volte siamo pienamente responsabili delle nostre azioni, a volte non lo siamo per nulla, a volte ci collochiamo nelle sfumature intermedie. Per cui Aristotele teorizza, lo vedete qui sulla slide, 5 diverse tipologie di azioni. Queste tipologie di azioni erano tipologie già individuate e distinte nei tribunali ateniesi del tempo, cioè questo tipo di riflessione era già stato partorito dall'evoluzione del pensiero giuridico ateniese del tempo. Aristotele ne è consapevole e lo formalizza in maniera più precisa, consapevole anche che questo tipo di riflessione poteva avere delle ricadute estremamente pratiche sulla prassi giuridica dei tribunali ateniesi. Infatti adesso, mentre analizzeremo queste diverse tipologie, sono sicuro che
qualcosa suonerà nel vostro orecchio, perché fondamentalmente il nostro sistema penale si basa su una ratio di questo tipo qua. Allora, cosa dice Aristotele? Noi possiamo agire in tanti modi e quando agiamo possiamo essere più o meno responsabili delle nostre azioni. Potremmo collocare le diverse tipologie delle nostre azioni su una sorta di scala graduata, vedete, da una responsabilità minore a una responsabilità sempre maggiore. Allora, esistono delle azioni, delle specie, delle tipologie di azioni, sulla base delle quali noi non abbiamo nessuna responsabilità. Sono le azioni, eccole qui, involontarie. Cosa significa azioni involontarie? Sono quelle azioni che noi dobbiamo compiere per forza e sulla base di un principio esterno, estrinseco. Facciamo un esempio mio, non di Aristotele. Io sono invitato ad un matrimonio, stiamo festeggiando, ho un bel bicchiere di vino rosso in mano, d'accordo? Arriva qualcuno che mi spinge e forzatamente mi fa rovesciare il bicchiere di vino rosso sul vestito della sposa. Un disastro, ok? Allora, qual è la causa che ha rovinato il vestito della sposa? È il bicchiere, evidentemente, no? Ma perché il vino all'interno del bicchiere è finito sul vestito della sposa? Perché ce l'ho spinto io con le mie mani, ce l'avevo in mano io e sono stato io la causa prossima di quell'effetto. Ma sono stato io a volere e a pensare quel tipo di effetto lì? Assolutamente no. Potevo evitare quell'effetto? Assolutamente no, perché qualcuno mi ha spinto nell'esempio dalle spalle e io necessariamente ho versato il vino addosso alla sposa. Per cui è vero che io sono la causa di quell'effetto, ma non la causa prima, perché non sono l'arché, il principio della mia azione. Io sono stato uno dei tanti anelli nella filiera delle cause e degli effetti che hanno prodotto quello sgradevole effetto. Responsabile sarà semmai colui che mi ha spinto, e lì bisogna vedere se l'ha fatto apposta o se è inciampato, eccetera, eccetera. Ma sicuramente io non sono responsabile, per cui quell'azione che io ho compiuto, perché sono stato io a versare il vino sul vestito della sposa, è un'azione non volontaria. Grado di responsabilità 0. Perché 0? Perché io non sono stato minimamente principio delle mie azioni, non sono stato minimamente causa prima delle mie azioni. Quindi in questo caso qui, nelle azioni involontarie, gli effetti potrebbero essere positivi o negativi. In ogni caso io non ne avrei né merito né colpa, perché tanto non sono dipese da me. Andiamo avanti. Seconda tipologia di azione. Questa, vedete, comincia a coinvolgere un grado un pochino maggiore di volontarietà. Eccole qua, le azioni non volontarie, che Aristotele distingue da quelle involontarie. Sono ovviamente delle etichette appiccicate su dei concetti diversi, ok? Quindi dal punto di vista formale distinguiamo involontario da non volontario. È vero che in italiano è la stessa cosa, ma ripeto, Aristotele utilizza questa dicitura non molto efficace per distinguere però due tipologie di azioni che sono diverse nella sostanza. Queste azioni non volontarie cosa sono? Sono quelle azioni fatte per ignoranza, ma senza un pentimento successivo. Cioè, per esempio, facciamo degli esempi che ci capiamo sempre meglio. Io ho un fratello o un amico, d'accordo, e c'è un gelato, una vaschetta di gelato, e me la mangio tutta io. Non gliela lascio neanche un po'. Ma perché non gliela lascio? Perché pensavo che a mio fratello il pistacchio non piacesse. Quindi me la sono mangiata tutta
per ignoranza, perché non sapevo che in realtà a mio fratello piaceva il gelato col pistacchio. Poi però mio fratello torna a casa, apre il freezer e, anzi no, neanche il freezer perché me lo sono mangiato tutto, apre la pattumiera e vede la scatolina di gelato vuota e viene da me e dice: perché non me ne hai lasciato un po' anche a me? Ingordo che non sei altro. E gli dico: guarda, ma non ti piaceva il pistacchio? E mio fratello: certo che mi piaceva, certo che mi piaceva. E dico: guarda, non lo sapevo, ma in ogni caso non sono pentito di quello che ho fatto. Ecco, se io, come dire, produco un'azione per ignoranza, ma quando vengo a sapere che gli effetti della mia azione sono negativi non me ne pento, è vero che ho agito per ignoranza inizialmente, ma è anche vero che a posteriori non me ne sono pentito. Per cui c'è un grado di coinvolgimento della responsabilità del soggetto leggermente maggiore rispetto alla tipologia di azione precedente, che è l'azione involontaria. E voi potreste dirmi: ma se dopo aver mangiato il gelato e aver subito gli improperi di mio fratello che imbufalito mi accusa di essere ingordo, egoista e quant'altro, io mi pentissi di avere mangiato tutto il pistacchio? Allora, dice Aristotele, in quel caso sarebbe un'azione involontaria, cioè torneremmo alla tipologia d'azione precedente. Nel senso che io in buona fede, siccome l'essere umano non può sapere tutto perché noi siamo limitati, nessuno sa tutto, può essere che a causa di una ignoranza che non dipende da noi, perché alcune ignoranze dipendono da noi, altre no, può essere che a causa di un'ignoranza che non dipende da me io faccia qualcosa di sbagliato. Poi io potrei venire a sapere che ciò che ho fatto è sbagliato e potrei pentirmene. Ecco, in questo caso sarebbe ancora un'azione involontaria, cioè grado di responsabilità, colpa o merito zero. Andiamo avanti. Agire ignorando. Purtroppo queste diciture di Aristotele, ripeto, non sono molto efficaci perché ci fanno un po' di confusione, però l'importante è distinguere i concetti. La distinzione dei concetti è molto nitida in Aristotele. I nomi che ha appiccicato a questi concetti un pochino meno. Allora, cosa significa agire ignorando? Significa che è diverso da agire per ignoranza, come abbiamo detto prima. Agire ignorando significa agire senza sapere ciò che si fa, ma essendo la causa della propria ignoranza. Agire ignorando significa agire senza sapere cosa si fa, ma se io non so cosa sto facendo, è perché io sono responsabile di quella mia ignoranza, di quel momento lì. Allora, esempio semplicissimo. Chi guida ubriaco, ok? Chi guida ubriaco rischia di investire qualcuno. Se io guido ubriaco, investo qualcuno e gli rompo una gamba, con ogni probabilità io non avrei voluto farlo, non avrei voluto investire nessuno. E mentre guidavo, neanche, visto che ero annebbiato dai fumi dell'alcol, neanche mi rendevo conto di quello che stavo facendo. Quindi stavo agendo ignorando di fare il male, investire qualcuno. Per cui è vero che io non volevo investire qualcuno, ma è anche vero che se io ho investito qualcuno è perché inizialmente mi sono messo da solo nelle condizioni di agire ignorando. Cioè potevo pensare a non ubriacarmi prima. L'errore non è stato investire qualcuno. Oggettivamente sì che è un errore, ma soggettivamente non c'era la volontà di farlo. L'errore soggettivo è stato mettersi alla guida da ubriachi. Per cui se io agisco ignorando e la causa della mia ignoranza sono io stesso, che mi sono posto in quelle condizioni, io sono responsabile di ciò che sono in qualche modo responsabile dell'effetto negativo delle mie azioni. Per cui sono in qualche modo responsabile della frattura della gamba del povero Cristo che ho investito. Avanti, arriviamo alle azioni quasi totalmente volontarie.
eccolo qui, che sono le azioni miste. Allora, le azioni miste sono quelle azioni compiute volontariamente per paura di incappare in mali maggiori. Cioè sono azioni scelte di per sé stesse che in termini assoluti non sarebbero state scelte, ma che in una determinata circostanza vengono scelte per evitare mali maggiori. Esempi di Aristotele. Un tiranno che sequestra mio padre e mia madre e che mi dice o vai a, che ne so, o vai a malmenare quel mio nemico politico o vai ad arrestare quel mio nemico politico oppure io faccio fuori i tuoi genitori. Ecco, io non avrei mai voluto malmenare nessuno, ok? Sto interpretando l'esempio di Aristotele. Io non avrei in assoluto mai voluto malmenare o arrestare nessuno, ma posto di fronte al bivio, o esercito violenza nei confronti del nemico politico del tiranno, oppure i miei genitori vengono messi a morte, verrebbero messi a morte, ecco, io decido volontariamente, io potrei scegliere l'uno o l'altro, sono libero, ma decido volontariamente, con piena consapevolezza, di esercitare violenza sul nemico del mio tiranno, piuttosto che vedere i miei genitori morire. Sono azioni miste, cosiddette, che coinvolgono un alto grado di volontarietà del soggetto e quindi di responsabilità. Dice Aristotele che queste azioni sono quasi totalmente volontarie. Non proprio volontarie al 100% perché rimane quel margine di involontarietà. In assoluto io non vorrei picchiare nessuno, ma alla fine scelgo di farlo però e quindi sono responsabile. Perché? Perché avrei anche potuto non esercitare quella violenza. Esercitare la violenza è un'azione contingente, può essere come no. Se la violenza viene esercitata è perché qualcuno ha scelto di farlo e quel qualcuno sono io e io avrei anche potuto decidere altrimenti. Pure un altro esempio che fa Aristotele, durante la tempesta i marinai che rischiano di affondare gettano fuori dalla nave tutto il carico, magari oro, argento, metalli, armi, legno, sete preziose, carico prezioso, d'accordo? Mai un mercante, sarebbe folle, no? Un mercante a gettare di proposito la seta dalla nave o l'oro dalla nave. In assoluto non vorrebbe farlo, ma se deve scegliere tra perdere il carico d'oro oppure perdere la vita, è chiaro che in quella situazione sceglierà di perdere il carico d'oro. Per cui in questo caso si tratta di azioni miste. In assoluto, ripeto, non si avrebbe scelto quella cosa, ma poi di fatto nella circostanza la si sceglie, in piena consapevolezza e cognizione di causa. Ultima tipologia di azioni, ovviamente, sono le azioni volontarie. Le azioni volontarie sono quelle azioni nelle quali il principio, cioè l'arché, dice proprio Aristotele, la causa prima da cui dipende tutto il resto, è in colui che agisce. Okay? Nel momento in cui colui che agisce conosce tutti i singoli aspetti nei quali l'azione si verifica. Quindi non c'è nessun margine di ignoranza, non c'è nessun margine di costrizione, né il tiranno, né le avverse condizioni atmosferiche, nulla che mi spinga ad agire, oppure nulla che sia celato alla mia ragione nel momento in cui devo prendere una decisione, e quindi qualcosa che dipende totalmente, al 100%, dalla mia ragione, che conosce tutti gli aspetti significativi dell'azione, e dalla mia volontà. E quindi, esempio, l'omicidio, nel nostro codice penale, l'omicidio premeditato. L'omicidio premeditato è molto più grave dell'omicidio stradale. Perché? L'omicidio stradale, in questa tipologia, no, di azioni di Aristotele, è un agire ignorando
colpa mia che mi sono messo mi sono messo alla guida da ubriaco. È anche vero però che mai avrei voluto investire a morte qualcuno. Sono responsabile, sì, fino a un certo punto. Questa è la ratio. Poi si può essere d'accordo come no, però ha una certa ratio. Mentre l'omicidio premeditato è colui che fin da subito escogita di ammazzare qualcun altro e comincia a progettare l'omicidio in modo tale poi da non essere pizzicato dalle forze dell'ordine. Ok? Per cui in questa seconda o ultima tipologia, le azioni volontarie, il grado di responsabilità, di partecipazione e di libertà del soggetto è totale. Per cui gli effetti delle azioni volontarie dipendono al 100% dal soggetto, che è arché principio delle proprie azioni, onde per cui se gli effetti sono positivi il merito sarà totalmente mio, se gli effetti sono negativi il demerito, la colpa sarà totalmente mia. Vi ringrazio, ci sentiamo alla prossima volta che sarà anche l'ultima. Arrivederci.